Buongiorno a tutti, sono Cianzia a Borcia de Cadore e questo programma le entra alla nostra dente. Io sono Cinzia Olivotto e capo di me le Pierin de Ghetto. Pierin de Ghetto l'ha scritto 3 libri in ladin. Adesso io volerai domandare a Pierin se la pareccia argo da nuovo. Ciao Pierin. Ciao, buongiorno a tutti. Io a dire la verità, che anche finito di scrivere questi 3 libri e un grande roba per la testa e mi manca il tempo materiale di me vete a scrivere algo di nuovo, anche se ingrumo sempre roba nuova. Al mio interesse c'è voltata da un'altra parte. Per puro caso mi è capitato di stare un sacco di tela bianca di nota in questa taula che ha avuto via mio nonno in non so quante generazioni. Si tratta di 170 documenti, il primo parte del 1580, l'ultimo sarà verso il 1890-1900 e tra Dio e la Bonavente io mi hai fatto insegnare come si fa a liede questa roba e con una certa difficoltà riesco, che mi frega le abbreviazioni latine. Però c'è la signora Orietta Ceiner dell'archivio storico di Belluno che la mi dà una mano, ogni tanto mi manda una carta e me la manda su tradotta a mezzo internet. E l'è un'appassionata mostra, bisogna che dica la verità, l'è un'appassionata mostra. Allora, dopo l'è un'altra roba che mi fa girare la testa. Dopo che anche fatto parte della commissione del vocabolario, e se c'è de 10, 12, 13 de Borcia, San Vito e Godo, se c'è una nota alla settimana per 2 ore e le ormai 7 anni che sono arrivate già alla lettera Z, adesso sono già da osa il beta a posto. Io però ho un altro difetto, un altro vizio, che è il registratore sempre su un tavola e registro ogni volta quel che dicono e quel che non dicono. A parte il fatto che da voi italiani parlano tutti di nota perché non sono voi di parlare una lotta, ma che anche se fa pratica con la cuffia si riesce a sentirci che dici chi pidoni e anche chi invece. Se ti togli il tempo di fare questo lavoro, ti darai il materiale perché scrivi 50 di chi libri là, perché ti tira fuori tutta la storia di nota e buonanotte. Ecco, visto? Sente, i libri che ti ha scritto, è lo tutta roba veres o è lo tutta roba inventades? Siccome che sono vecchio, magari no, perché proprio in cui compiso 78 anni, Auguri. è un grande roba che ne penso. Al primo libro, per esempio, parla di 10 anni dopo la guerra, dal 1945 fino al 1955, e le tutte storie, non vere, ma verissime, esperienze personali, perché mi penso che a 9 anni mi ha comprato la prima Fauci e io non parlo per sentito dire, parlo solo per esperienza. Invece perché che riguarda che altri 2 libri, che anche il comitato scrive, e ho avuto la gran fortuna di incontrare Vico Calabrò, che il conoscevo da prima. È stato talmente bravo e talmente in gamba che mi ha avuto tutti i disegni, una ventina dei disegni di Vico Calabrò, che io mi vergogno perché sei chi vale, e mi ha dato pania. Dopo è da dire grazie non solo a quello, ma anche alla stampa locale e particolarmente alla EPIC anche a Nives Milani, che ogni dì gli idea un di raccontini. Questo mi ha permesso di vendere più libri a cortina che per questi luoghi. A dire la verità, se fatto il conto quante che ne stampa, tra stampa e ristampa sono arrivati quasi a 2000. Non l'hai fatta per guadagnare soldi, perché a dire la verità come che io imprometto i soldi che mi avanzai e i dati metà alla Esia di Cianzia, che l'ha fatta sui nostri veci, e metà all'AIRC, che fa per la lotta contro il cancro. E a dire la verità mi dà una grande soddisfazione. Bene. E senti, questa registrazione che facevi, mi posso parlare un attimo, accennare un attimo? La registrazione, siccome che ho la fortuna di avere con la commissione del vocabolario un'onda Ciapuzza che ha 86 anni e che anche parla il
l'ha fatto tutti i mestieri della sua vita, dal monego, dal contadin al boscador, con le aves e un sacco di lavori. E l'ha tutti sulla testa, che anche lui parla, te potrà scrivere un romanzo solo quel che dice lui. E allora, delle tutte queste robe che se non se le registra, se non se le smette le va perdute e sarà in peccato mortale. Insieme a questi documenti che ti hai citato, erano anche altre carte insieme? Non è una roba neanche da credere. E c'è il sacco, c'è un altro sacco, e l'era la prima lettera che era dopo l'emigrazione del 1870, 1865-70. Sicché le lettere che venivano dall'Ungheria, dalla Romania, la prima lettera che era dall'America, che ne avrei una quarantina di queste lettere che riguarda l'emigrazione. Io anche le provo, le scrivo, le traduce, non traduce, le alliedo, le scrivo come che le ho scritte, con errori di ortografia, con errori di stampa. Te vedi chi ha fatto fortuna, di chi ha fatto fortaia, perché le ne sta anche di chi che patia la fame, perché questo mondo è così, ma è un mondo a parte che al di in cui neanche non si l'insonia. Ecco. E sai che hai anche tante fotografie, ma come fai a lesare queste fotografie? La fotografia non le merito me, le merito della mia cugina e di Annalina Perini, che le ha girato tutto il paese e le ha dovuto curare su queste fotografie. L'amministrazione comunale la sa tu di medo e la paga la stampa. Anche io sono in a questa fotografia, le ho fatto col computer, sono dovuto a digitalizzare tutte quante, le sbette a posto, più grandi e più piccole. E il comune me le ha stampate, le sono vettute catalogate in biblioteca e tutte quante podia vedere. Andì per caso, sono di municipio e le salta fuori ancora 150 fotografie delle feste degli alberi che faceva. Anche là, che anche vado in giro per il paese con le fotografie, e tutte quante che mi domanda, e lo ci questo qua, che l'altro, questo qua è che questo qua è che l'altro. Lei è un'appassionata mostra anche quella. Allora, dopo tutta questa roba che ti ho detto, dimmi tu se mi resta ancora tempo di scrivere. Allora, ascolta Pieri, mi pare che te volessi fare un annuncio, te volessi domandare qualche dovin, se ti adiasse, dillo tu, va là. Proprio così lei. Io a dire la verità, mi sento un po' intrigato, perché il tempo non è mai a sei, sta là ore e ore davanti al computer diventa ciocco. Se per caso qualcuno avesse idea di venire a vedere la mia roba lassù e che avesse bisogno di me dare una mano, o per curiosità, o per passione, o per algo altro, basta che chi vada all'Istituto Culturale Ladino e il direttore Ernesto Maioni gli darà il modo di mi contattare. Vi ringrazio di questo. Dimmi altre curiosità su queste lettere che ti hai citato. Sarà tanta roba da dire, ma me ne in mente due che le sono proprio uniche. È una lettera che dice: caro padre, cara madre, come al solito, cioè contrariamente al solito, questa volta non posso mandarvi 2 scudi perché sono rimasto senza lavoro. Adesso il lavoro l'ho trovato e appena posso vi manderò i 2 scudi. Il lavoro è un po' pesante anche perché devo stare tutto il giorno coi piedi nell'acqua. Questa sarà la prima. Che l'altra, lei, che è un che scrive dall'Ungheria: come sai mi è morta la femmina. E adesso ho trovato un'altra femmina che mi neta e che mi dà da mangiare. Però qua la legge non permette di stare assieme. Ti prego di andare dal prete a farti dare le carte che mi posso sposare. L'ha detto: quando mi mandi le carte, se poi mandami un po' di formaio, che sono stufo di mangiare sempre polenta secca. Bellissime queste. Allora adesso sono in conclusione e ringrazio tanto Pierin e faccio anche gli auguri che in cui è il suo compleanno, vero Pierin? Tanti auguri. E... Vinte finche. Ecco, vinte finche. Grazie a tutte e vi saluto.